Quello che è stato messo in atto l'altra sera in Consiglio Comunale a Castelfranco da Fratelli d'Italia, col benestare del sindaco Marcon e della Lega, è stata una vera e propria provocazione politica. Lo scontro in consiglio comunale a Castelfranco Veneto sull'intitolazione di una panchina azzurra a Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi, oltrepassa i confini della Castellana e accende il dibattito politico provinciale. Non conoscere la storia di Norma Cossetto è già grave, strumentalizzarla, che hanno fatto certi consiglieri del PD, altrettanto grave, e quindi noi continueremo a intensificare le nostre battaglie per quella che è una questione di verità. Per il senatore di Fratelli d'Italia De Carlo, la presa di posizione dei Dem e del resto delle minoranze è uno sprone a continuare in iniziative come quella intrapresa dall'amministrazione di Castelfranco. È la testimonianza del fatto che dobbiamo lavorare ancora tanto per colmare l'ignoranza che alberga anche in certi consigli comunali. La gente deve conoscere la vera storia e non farsi infinocchiare da certi fenomeni, rincara De Carlo, ma il segretario Dem Zorzi non ci sta. Noi consideriamo inaccettabile la strumentalizzazione politica che Fratelli d'Italia non da oggi fa, di una vicenda drammatica di questa povera ragazza, una strumentalizzazione politica con l'obiettivo di mistificare la storia e di sostanzialmente dividere, altro che pacificazione nazionale. E questo noi condanniamo fortemente.